Facebook di Venezia Verde e Progressista. Venezia Verde e Progressista è il progetto che tiene insieme le forze della sinistra veneziana e che si è costruito in queste settimane, perché noi crediamo che Venezia deve tornare a essere il luogo in cui ambiente e lavoro ricostruiscono un legame, una relazione forte e traducono in un progetto politico all'interno della nostra città, che significa reinvestire sulla centralità della persona, e non a caso partiamo dai temi della salute e della sanità a Venezia. Significa reinvestire sulla politiche dei servizi sociali di integrazione sociosanitaria. Significa tornare a dare protagonismo all'arcipelago, alle isole che compongono l'arcipelago della nostra città, le quartieri, municipalità che questa amministrazione, l'amministrazione attuale ha profondamente mortificato. E significa quindi, a partire da questa alleanza tra ambiente e lavoro, provare a rivivificare, a rimettere in campo un nuovo modello di sviluppo economico e sociale per la nostra città. Questa è anche la cifra con cui Venezia Verde e Progressista, le forze politiche che vi hanno dato origine, partecipano alla coalizione di centrosinistra che si candida a battere il sindaco Brugnaro alle prossime elezioni e, ripeto, mettere in campo questo nuovo modello di governo della città a partire dalla alleanza tra ambiente e lavoro. Noi abbiamo voluto non a caso partire dai temi della salute e della sanità, nella consapevolezza che se la salute è un obiettivo, come fondamentalmente sta scritto anche nella nostra Costituzione, la sanità è quel complesso di mezzi che devono rendere concreto ed esigibile per qualsiasi cittadino il diritto fondamentale alla salute. Lo facciamo in un periodo, in settimane che io credo nessuno avrebbe mai pensato di vivere prima, in cui anche la nostra città, come la nostra regione, come il nostro paese sta vivendo l'inedita situazione di una pandemia, in cui parole che, parlo per la mia generazione, voglio dire, avevamo solo letto nei libri senza probabilmente fargli corrispondere alcunché di un connotato di reale, come ad esempio quarantena. Parole come queste sono tornate ad avere una loro denotazione ben concreta, e dentro uno sforzo che questo paese sta provando a fare per provare a gestire al meglio la questione sanitaria, e la dico così, attrezzandosi in queste ore per gestire al meglio anche una straordinaria questione sociale che si è aperta, che è posta e che è viva anche nella nostra città. Non a caso, ripeto, partiamo da questi temi. La dico così: all'inizio di questa emergenza, in una delle sue fluviali conferenze stampa, il nostro sindaco disse che non toccava a lui trattare i temi della sanità. Noi invece crediamo che tocchi a un'amministrazione comunale una responsabilità importantissima, quella di una città come la nostra, per provare a, ripeto, gestire questa fase e soprattutto provare a pensare a ciò che sarà dopo, perché se è vera una cosa che ci sta insegnando questa emergenza è che da questa emergenza usciremo dovendo investire molto di più sulla sanità del territorio, sull'assistenza territoriale, sulla ridefinizione dei rapporti tra territorio, ospedale, mondo della sanità e medici di medicina generale, mondo della pediatria, lavorando molto sulle continuità assistenziale, quindi portando, voglio dire, sul territorio il più possibile l'assistenza. Lo facciamo in un momento in cui la situazione, certo, va migliorando, ma sono ancora presenti degli elementi di criticità. Di ieri, ad esempio, la notizia cluster all'interno del Policlinico San Marco, voglio dire, che si sta provando a gestire, ma quindi dentro una situazione in cui ancora, voglio dire, gli elementi di preoccupazione ci sono tutti. Per questo io credo che oggi, l'occasione di oggi, serve sia per fare il punto sulla quella che è oggi la situazione, ma quelle che possono e devono essere anche le
prospettive per rilanciare, ricostruire, ridefinire, rimettere al centro la salute nelle prossime generazioni, io la dico così. Per questo abbiamo chiamato 3 ospiti che ringraziamo per il loro disponibilità a essere qui con noi. Daniele Giordano, segretario della funzione pubblica CGIL Metropolitana di Venezia, Paolo Reggini, pediatra, e Lucia Gagnato, pediatra, forte di una esperienza di molti anni sul campo così delicato quale quello della salute delle bambine e dei bambini della nostra città. Io per adesso non tolgo altro tempo, chiederei immediatamente a Daniele Giordano di poterci fare una di quella che è ad oggi la situazione la realtà della nostra uso per quanto riguarda l'emergenza Covid, e quali sono naturalmente gli elementi di criticità, gli elementi di problematicità aperti sulla quale occorre fare anche una riflessione non solo sull'immediato ma anche il sistema sul medio e sul lungo periodo. Sì, buonasera a tutti. Intanto ringrazio dell'invito per questo confronto, perché penso e condivido l'idea che per costruire un percorso diverso nella nostra città, ma nel territorio metropolitano più in generale, serva sicuramente partire dai temi della salute, del welfare, dei beni comuni, che sono sicuramente in questo momento quelli più sotto pressione, che stanno vivendo sicuramente un momento di grande difficoltà. Cercando di essere breve sulle molte questioni che in questo momento interessano il nostro sistema sociosanitario. Noi, se la guardiamo da un punto di vista della provincia di Venezia, ormai siamo a 60 giorni dall'inizio di questa emergenza. Il territorio dell'ULSS Serenissima in particolare è stato uno dei primi colpiti, ancora nella città d'acqua, con i primi casi di positività. Proprio Venezia è stata tra le prime, tant'è che nelle prime settimane era uno dei territori con più casi positivi, poi gradualmente, diciamo così, in quella triste classifica dei dati positivi è scesa, diciamo così, ma continua a mantenere un trend di diffusione, seppur in calo in questi giorni, che comunque credo non ci possa far sottovalutare quello che sta accadendo, e anche i continui annunci, senza volontà per l'amore del cielo polemici, del Presidente della Regione sulle riaperture sono sempre da valutare dal mio punto di vista attentamente, in un quadro che assolutamente non ha risolto la gestione dell'emergenza. Noi abbiamo oggi una situazione che vede un buon numero ancora di persone ricoverate, superiamo le 100 unità. Fortunatamente il potenziamento dei posti di terapia intensiva ha permesso nel territorio dell'ULSS Serenissima di reggere quanto stava accadendo rispetto alla possibilità di offrire delle cure alle persone. Fortunatamente non abbiamo, pur nella grandissima difficoltà, avuto casi analoghi a territori limitrofi al nostro, ma penso in particolar modo alla Lombardia, tutti quello che abbiamo visto, ma diciamo così, sicuramente non possiamo dirci fuori dall'emergenza. Come ha affrontato la Regione e poi ovviamente di conseguenza l'ULSS 3 questa emergenza? Dopo una prima fase di riassesto in cui tutte le strutture ospedaliere sostanzialmente ricevevano pazienti Covid, la Regione ha attuato un piano di emergenza che ha definito alcuni ospedali come strutture totalmente Covid. Per il territorio dell'ULSS Serenissima è stato scelto l'ospedale di Dolo, che è in questo momento ospedale interamente Covid, tant'è che quello che ha la gran parte, quasi 4/5 dei ricoveri che oggi noi abbiamo, e che quindi è quello che è stato destinato alla gestione più nella seconda fase che nella prima di questa emergenza. In questa fase sono state sospese tutte quelle attività che non sono state considerate emergenze e urgenze, proprio per fare in modo che ci fosse la disponibilità di posti letto nel caso in cui si dovessero appunto effettuare le cure necessarie al trattamento
di questo virus così complicato da affrontare. Chiaramente in questa emergenza il personale, sia medico che infermieristico, ma più in generale tutte le professioni sanitarie, ovviamente con diversi gradi di esposizione, sono stati sottoposti a un ritmo di lavoro molto molto importante, e nella prima fase devo dire anche con una gestione un po' difficile e in parte confusa dell'emergenza. Abbiamo visto tutti un po' le denunce, diciamo così, gli appelli ad essere protetti. Cioè, uno degli appelli più forti è quello che è venuto sin dall'inizio, ad essere adeguatamente protetti, tant'è che, come sappiamo, abbiamo superato i 100 medici morti a livello nazionale, proprio perché non sempre l'approvvigionamento di dispositivi di protezione dentro questa emergenza è stato puntuale, per moltissime ragioni ovviamente che adesso qui non sto ad elencare, ma non sempre è stato puntuale, e anche quella scelta della Regione Veneto di centralizzare gli acquisti, come tutti sappiamo, nella famosa azienda zero, non sempre ha portato i benefici che si speravano, sia nei tempi di distribuzione dei materiali che anche poi nella loro possibilità e realtà di fruizione. Questo ha colpito anche in parte i medici di medicina generale, che anch'essi si sono trovati in grande difficoltà. Quindi abbiamo avuto una prima fase difficile, in parte anche confusa, sicuramente dovuta anche al fatto che questa emergenza è del tutto inedita e la gestione anche è stata costruita, diciamo, passo passo. Fortunatamente c'è stato un atteggiamento netto del Ministero della Salute rispetto alla tenuta di alcune prescrizioni, tant'è che si è arrivati poi anche a una sottoscrizione di un protocollo proprio a tutela del personale sanitario, cosa su cui avevamo, diciamo, avuto più difficoltà invece di dialogo e di confronto nel nostro territorio. Fortunatamente abbiamo avuto un tavolo costante di confronto con l'ULSS per provare ad affrontare un po' tutte le emergenze. È stata molto molto provante, ovviamente, perché nella prima fase abbiamo avuto anche un alto numero di positivi tra i lavoratori, anche quelli poi posti in isolamento fiduciario precauzionale rispetto alla teoria dei contatti stretti, che ha superato in una fase anche le 200 unità, quindi abbiamo avuto anche un sovraccarico di personale, sul personale, che ovviamente in quella fase è rimasto in servizio rispetto anche ai colleghi che erano poi giustamente a casa per i rischi che stavano correndo nella loro salute. Abbiamo visto anche le grandissime difficoltà della campagna di tamponi definita dal Presidente della Regione Zaia, una campagna, mi permetto di dire io, un po' propagandistica, perché poi non sostenuta dalla possibilità di effettuare, al di là poi delle evidenze scientifiche del tampone e anche di tutte le garanzie che dà avere un tampone magari solo una volta al mese, che a quel punto appunto ha una scarsa efficacia, ma quella campagna annunciata dei tamponi a tutti ha prodotto anche dei ritardi molto 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 significativi nell'effettuazione dei tamponi, tant'è che ad un certo punto siamo arrivati anche a tempi di attesa di più di 20 giorni, e questo ha penalizzato ad esempio le nostre residenze per anziani e case di riposo. Residenze per anziani e case di riposo che sono state purtroppo in molti casi lasciate un po' sole, nel senso che in una prima fase anche qui la Regione ha sostanzialmente declinato le proprie responsabilità su questa parte invece fondamentale del nostro sistema sociosanitario, addirittura se pensiamo al fatto che molte IPAB e molte residenze per anziani si sono autodovute procacciare i dispositivi di protezione in una situazione in cui, come tutti sappiamo, le forniture erano scarse e difficili anche da trovare, in particolar modo sul mercato. Poi in una seconda fase invece, dopo varie spinte, sollecitazione sia delle case di riposo ma anche delle organizzazioni sindacali, c'è stata un'attenzione maggiore da parte dell'ULSS, ma evidentemente i casi di positività che abbiamo letto in alcune residenze, penso a Nazareth ma non solo, a Marghera, insomma Residenza Venezia, che si erano già diffuse evidentemente, sono anche responsabilità, io dico, di una sorveglianza non adeguata da parte dei livelli istituzionali e anche da un aiuto che andava dato alle case di riposo che sono IPAB, una parte essenziale del nostro sistema, e che saranno anche quelle che usciranno con le maggiori difficoltà da questa emergenza, perché chiaramente
non solo hanno avuto una grande difficoltà nella gestione dei casi, proprio perché non sono strutture predisposte a gestire un'emergenza di questo tipo, ma anche perché la corsa ai ripari per gestire questa emergenza sta determinando significative difficoltà nei bilanci di questi enti che evidentemente non potranno, o quantomeno noi ci auguriamo che questa non sia la strada che la Regione individuerà, poi aumentare le rette agli anziani per pagare i costi di questa emergenza, quindi anche qua si apre un primo punto rispetto ai finanziamenti di cui a mio avviso non può che farsi carico la Regione, non può scaricare sulle famiglie i costi di questa emergenza. E tornando alla sanità, appunto il piano dei tamponi ha avuto anche grossi ritardi e non sempre è stato effettuato con i tempi dovuti. Oggi siamo arrivati sostanzialmente alla conclusione, si sta proseguendo anche con il restante personale che opera nei servizi essenziali e nei servizi sociosanitari. Per non essere troppo lungo, dico due cose sulla fase cosiddetta fase 2, diciamo, nel senso che in queste ore e in questi giorni si è molto parlato della riapertura dei servizi sanitari. È proprio di oggi una nota della Regione che blocca le iniziative che avevano preso le aziende sanitarie, cioè le aziende sanitarie avevano chiamato i cittadini per riprogrammare gli interventi rinviati, ovviamente per fare una riprogrammazione rispetto alle prestazioni che in questa emergenza non sono state erogate. La Regione è intervenuta bloccando questa riprogrammazione, dando mandato ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta di riprogrammare quelle visite. Ecco, una scelta che si comprende poco, a mio avviso, in una situazione già difficile nel riorganizzare tutta l'attività, considerato che mancano meno di 10 giorni, e in una situazione in cui difficilmente i medici potranno cambiare i tempi delle prescrizioni per allungarli, in una situazione in cui invece crediamo che molti cittadini chiederanno di avere quelle prestazioni che sono state rinviate. Prestazioni che sono state rinviate a cui si aggiunge la difficoltà, come diceva Gabriele nell'introduzione, di tutta quella rete territoriale che ha mostrato la sua debolezza in questa fase. Sono state attivate le unità speciali di continuità assistenziale, la Regione prevedeva un fabbisogno di circa 70 medici per il territorio dell'Ulce Serenissima, ad oggi ne abbiamo attivati solo 25, quindi dimostrando come anche questo servizio sia in grande difficoltà, servizio che deve controllare le persone in isolamento domiciliare, ma anche avere quell'osservatorio importante sulle residenze per anziani e sulle IPAB. Quindi da questo punto di vista il territorio che in questi anni è stato depotenziato e smantellato dalle scelte fatte dalla Regione Veneto, oggi ne paga, io dico, tutte le conseguenze e tutte le difficoltà del caso, quando invece noi dovremo potenziarlo, perché non potremo pensare che nella fase 2, che ormai sta arrivando, ci troveremo ad avere pronti soccorsi intasati di persone. Cosa intendo dire? Che se i pronti soccorsi continuano a rimanere l'unico presidio a cui le persone pensano di potersi rivolgere nel territorio, rischiamo situazioni molto complicate, siccome tutti sappiamo che non saranno possibili nemmeno nella seconda fase assembramenti o persone, diciamo, numerose persone nelle sale di attesa che attendano le prestazioni sanitarie. Quindi per riaprire c'è bisogno anche di potenziare veramente tutta quella rete territoriale che altrimenti rischia di scaricare sulle strutture ospedaliere tutto il tema dell'assistenza. Chiaramente rimane un'incognita per l'area in particolar modo della Riviera, che non ha più al momento, poi vedremo cosa accadrà, il proprio ospedale, e che va a dirottare tutti quei bisogni di salute sulle altre strutture, in particolar modo Mirano, ma anche potrebbe essere Mestre. Quindi da questo punto di vista va anche capito ed affrontato come si pensa di dare risposta a quei cittadini, che non sono pochi, che sono circa 100.000 cittadini in un'area importante e che potrebbero diciamo in una fase almeno fino al termine dell'emergenza, pare questa essere l'indicazione, non avere la struttura ospedaliera naturale a cui rivolgersi, ma doversi dirottare in altre strutture, sapendo anche che c'è tutto il tema della popolazione anziana che ha la difficoltà a spostarsi. E qui si apre l'ultimo tema e mi taccio, che è quello dei trasporti, dove sarà necessario garantire la mobilità alle persone per curarsi, ma anche la mobilità ai lavoratori per raggiungere le strutture ospedaliere, perché chiaramente siamo in una fase in cui il taglio al trasporto pubblico sta anche mettendo in difficoltà i lavoratori della sanità nella città d'Acqua, ma non solo, a raggiungere il proprio posto di lavoro nei tempi e nei modi necessari, in considerazione appunto delle difficoltà che ci sono.
Ultima cosa, vedo una domanda sul centro Covid. Villa Salus è rientrata nel piano Covid e sostanzialmente vengono lì trasferiti una parte di pazienti che non presentano sintomi gravi. Sono stati destinati 2 piani di Villa Salus e quindi diciamo è a sostegno della gestione dei casi Covid che sono presenti anche a Mestre e Venezia, nel senso che gli unici 2 ospedali che oggi sono totalmente, diciamo, senza casi Covid sono sostanzialmente Mirano e Chioggia. Dolo rimane il presidio principale, che è quello che poi continuerà anche dopo l'emergenza. Grazie a Daniele Giordano per questa illustrazione dei dati di realtà e anche di quella che è la prospettiva, voglio dire, che noi settimane. Io introduco adesso un altro elemento che penso uno degli elementi, voglio dire, per leggere questo fenomeno, questa pandemia dentro la contemporaneità, e cioè è stato sostenuto, e credo che questo sia vero, che in particolar modo questa pandemia attecchisce dove più alta è la problematica ambientale, in particolar modo i livelli di inquinamento dei territori. Credo che su questo, voglio dire, Paolo Rentini darci delle importanti chiavi di delucidazione. A te la parola, Paolo. Grazie. Dunque, sì, il problema Covid, diciamo, arriva in una situazione già deteriorata dell'ambiente in cui viviamo. E già si sapeva che l'inquinamento e soprattutto il particolato, cioè il particolato sono quelle polveri ultra sottili che vengono prodotte dalla combustione, dal passaggio delle automobili sulle strade, le particelle di gomma, tutti quei detriti che poi sollevati dalle correnti d'aria vanno in sospensione nell'atmosfera e che poi noi ci respiriamo, e possono servire da vettore anche per particelle virali. Quindi diciamo che già la nostra situazione, quindi io non dico di Venezia, io parlo di pianura padana, perché la pianura padana è un omogeneo, diciamo, dal punto di vista ambientale, nel senso che è circondata dalle Alpi, dagli Appennini, un grande bacino chiuso, la situazione dell'aria è estremamente stagnante e c'è una grande produzione di polveri. Dicevo quindi parlo di pianura padana. Nella pianura padana questa immissione di questa problematica, insomma, di contagiosità da parte di questo virus ha trovato un terreno fertile. Diciamo che appunto, visti i presupposti teorici che già avevamo, insomma, sul fatto che il particolato aiutasse a far circolare i virus, i risultati, diciamo così, abbastanza disastrosi, che sono anche in Veneto, insomma, che non è che siano risultati straordinari. Abbiamo dei dati, insomma, di morbosità e di mortalità, insomma, che non è che siano particolarmente, sono modesti, ecco. Situazione analoga in Piemonte e in Emilia Romagna, quindi diciamo coincide un po' con l'area più inquinata del paese, oltre che più industrializzata e quella più in comunicazione con il mondo, diciamo, per i vari contatti che ci sono, per la grande quantità di industrie, di uffici, di strutture che sono, diciamo, che vivono in questa società globalizzata. E quindi, diciamo, ne abbiamo risentito pesantemente, al di là anche di quello che accennava Daniele Giordano, che secondo me, diciamo, nessuno si sarebbe aspettato una cosa del genere. Abbiamo visto che tutti i paesi del mondo sono stati, al di là forse della Germania, la quale contava fortunatamente su una rete ospedaliera molto più, diciamo, capita. Vi faccio un po' le considerazioni che faceva Giordano prima sulla situazione
diciamo, dei posti letto ospedalieri, sui posti letto in terapia intensiva, che noi abbiamo tagliato degli ultimi anni, degli ultimi 20 anni, in maniera massiva. Tanto che siamo passati da quelli che avevano più posti letto in Europa per abitante, ogni 1000 abitanti, forse a quelli che ne hanno meno di tutti. Ci siamo trovati, quando ci è capitato tra capo e collo questa disgrazia, ad avere quello che continua a essere definito uno dei migliori sistemi sanitari del mondo, probabilmente anche è vero, ma che dobbiamo dire, però retto grazie allo sacrificio dei medici, degli infermieri, del personale, ma sul piano organizzativo non è che abbia fatto una figura straordinaria. Comunque questo, secondo me, aspetterebbe più l'aspetto dell'inquinamento. Ecco, la domanda era su questo. Sì, ci sono delle evidenze scientifiche incontrovertibili, ma ci sono delle ipotesi che sono pesantemente, diciamo, avvalorate quelli che sono i dati di fatto che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Ecco. Devo andare avanti? O era solo una domanda? Ecco. Va bene, grazie Paolo. Proseguendo, voglio dire, su questo, penso, approfondimento della relazione con i temi ambientali, soprattutto dell'inquinamento, una delle categorie più esposte è senz'altro quella delle bambine e dei bambini, quindi su questo chiederei a Lucia un intervento per capire esattamente come queste problematiche, criticità ambientali e in particolar modo relativamente agli inquinanti presenti possano incidere anche pesantemente sulle condizioni di salute fin dalla prima infanzia. Ok, si sente. Sì, l'inquinamento ormai è un dato acquisito e mi sposto un attimo dal discorso strettamente Covid per parlare di cosa succede nella nostra città, non nella nostra città ma nel mondo. I bambini sono le vittime principali dell'inquinamento, oltre che di tante altre cose, e anche in questa emergenza Covid sono stati pensati molto poco, con l'idea che sono stati tracciati un po' da autori, mentre pare che poi non sia proprio vero. Non è stato pensato a cosa succedeva a loro e adesso si stanno un po' muovendo le cose. Ecco, questo non c'entra con l'inquinamento comunque strettamente. I bambini sono le prime vittime perché i loro organismi sono in crescita e quindi tutto il male che arriva in loro viene incentivato. Gli inquinanti respiratori e anche gli inquinanti ambientali in acqua e cibo si sommano negli individui. Allora già nel grembo materno vengono attaccati dal piccolo, viene attaccato da quello che passa attraverso il respiro e la circolazione della mamma. La placenta butta dentro di tutto. Ci sono migliaia e migliaia di studi ormai in questo campo. Adesso mi viene in mente a San Paolo del Brasile anni fa c'era una mortalità neonatale doppia tra i piccoli delle mamme che vivevano in altre zone e i piccoli delle mamme che vivevano in zone molto trafficate. E poi gli esempi sono infiniti. Ormai sappiamo, è assodato, non è più una diceria. Ci sono milioni di morti al mondo per causa dell'inquinamento, cioè per un ambiente insalubre, e 1,7 milioni di bambini, cioè sono cifre spaventose. Gli inquinanti arrivano dall'aria, principalmente in modo diretto,
ma poi, proprio perché vengono assorbiti dall'acqua e dagli animali, e poi gli animali vengono mangiati, eccetera, si estendono molto al di là della zona in cui viene effettivamente prodotto l'inquinamento. Per esempio, se parliamo della diossina, sappiamo che la diossina, cioè, tra i vari inquinanti, insomma, ci sono i persistenti nel terreno, il POP si chiama, che, tra cui la diossina si sa che entra nell'essere umano, ci entra attraverso la catena alimentare, attraverso l'acqua, e resta perché non viene eliminata, si accumula già nella mamma. Quando la mamma poi al bambino lo passa al feto e poi lo passa anche attraverso il latte materno. E quello che è terribile è che attraverso il latte materno non passa solo quello che la mamma in quel momento respira e mangia, ma anche quello che lei ha accumulato nella sua vita precedente, quindi fin da quando era piccola. E naturalmente questo non significa che il latte materno non sia comunque la salvezza del bambino, perché il latte materno protegge il bambino da tutto e anche dagli inquinanti e da qualsiasi cosa che possa aver assorbito prima. Però questo è per dire come il male che si sta diffondendo nel mondo e si sta accumulando sia difficile da... non basta dire basta e il giorno dopo non c'è più, insomma, sono cose che si stanno... gli inquinanti respiratori, per cui poi Paolo ne parlerà meglio, il particolato, cioè tutte le polveri sottili che hanno vari livelli di grandezza, no? Quello che sentiamo tutti, il PM10, il PM2,5, poi il PM addirittura sotto all'1. Questi entrano, parliamo adesso del bambino quando è nato, il bambino respira, le cose entrano e vanno nell'albero respiratorio, le particelle più piccole attraverso i vasi sanguigni, perché c'è lo scambio del polmone all'acqua, si diffondono a tutto il corpo. Questi inquinanti naturalmente all'inizio come base a tutti fanno un'irritazione respiratoria, un'infiammazione, e questo va aumentando sempre più come gravità e quindi in percentuali minori causa l'asma e aggravamenti dell'asma nei bambini che l'hanno, fino poi sappiamo ai tumori polmonari che vengono nell'età adulta. Attraverso sangue arrivano a tutti gli organi, arrivano al sistema nervoso centrale. Quindi noi sappiamo che si chiamano i primi 1000 giorni, no? I più importanti per un bambino, sono quelli in cui avviene il suo sviluppo psichico e fisico e in cui è più esposto ai danni. I neuroni cerebrali si formano nell'arco la maggior parte nell'arco, vanno avanti a crescere nei primi 2 anni di vita. Lo stesso l'albero respiratorio, gli alveoli polmonari vanno aumentando dal 1° al 18° mese, quindi tutti questi organi sono attaccati, tutti gli esseri umani naturalmente va male, ma i bambini sono i più esposti. Dopodiché i bambini sono piccoli e il loro organismo scambia il doppio di gas rispetto a un adulto, quindi l'aria respirata a loro già solo come base entra e fa male il doppio. Adesso ci sono non so, 1000 altre cose da dire e il nostro ambiente deve essere cambiato ed è possibile farlo, perché a volte io so che sentendo queste cose sono così devastanti, no? Pensare ai bambini, ho il bambino nella pancia, allatto il bambino, gli faccio del male, lo porto a fare una passeggiata, respira lo smog delle macchine, cioè tutto ciò può creare un rifiuto, no? Cioè un dire basta, non voglio neanche sentire perché non c'è niente da fare. Invece non è vero che non c'è niente da fare.
perché adesso per esempio emergenza Covid, Nuova Delhi, la città più inquinata del mondo, con poche settimane di blocco del traffico del coso, lo smog se n'è andato. Atlanta in America, le Olimpiadi, chiuso il traffico, si sono ridotti drasticamente gli attacchi d'asma dei bambini nel periodo delle Olimpiadi e del traffico bloccato. Quindi si può fare qualcosa per migliorare il clima e per migliorare gli effetti dell'inquinamento. Sì, quando per esempio veramente dopo ecco, per esempio il piombo era nella benzina delle macchine, il piombo si sa che fa danni neurologici al bambino ed entra nel neurosviluppo oltre a avere una grande tossicità. Il piombo è stato eliminato dalla benzina. Alcuni pesticidi peggiori sono stati eliminati, quindi c'è la prova che se si modifica l'ambiente è possibile ridurre il danno alle persone, e questa emergenza Covid dimostra che è possibile fermare tutto, per carità, a questi livelli speriamo di non doverlo fare, ma che quello che è impensabile, se è necessario, lo diventa. Allora, come è stato, bisogna che l'emergenza clima e il discorso dell'inquinamento che sta devastando soprattutto la nostra zona, dalle grandi navi al traffico automobilistico, ai riscaldamenti, cioè tutto quello che si accumula nell'aria può essere fermato e deve essere fermato. Grazie Lucia. Abbiamo ancora un po' di tempo, farei reagire i nostri ospiti su alcune sollecitazioni che durante il nostro dibattito sono avvenute sulla nostra pagina Facebook. Ce n'erano in particolare riguardanti la necessità di rivedere il DM 15, cioè il DM dell'allora governo Monti sulla che l'allora governo non era Monti, chiedo scusa, ma relativamente all'organizzazione delle reti ospedaliere, e ce n'erano anche alcune relativamente alla necessità, che io condivido, di rivedere complessivamente, voglio dire, gli strumenti di programmazione. È chiaro che i piani sanitari, quello nazionale ma anche quello sociosanitario regionale che erano stati approvati, io penso vadano profondamente rinnovati alla luce di quanto accaduto in queste settimane, e la necessità, io credo, la necessità che io pongo, voglio dire, ai nostri interlocutori è questo ragionamento sulla prevenzione, sulla necessità di avere un progetto almeno metropolitano per la salute, per la prevenzione. E la dico così, io facevo una battuta all'inizio, ma la necessità che io penso i sindaci, in particolar modo il sindaco della città metropolitana, debbano, voglio dire, esercitare anche nei confronti delle aziende sociosanitarie e della stessa regione. Poi ci ricordiamo che noi viviamo un'anomalia, voglio dire, siamo un'area metropolitana in cui esistono due aziende diverse, separate, che dialogano poco tra di loro, e la dico così, per quanto riguarda la nostra azienda, sulla quale gravano anche alcune scelte fatte in passato particolarmente serie, voglio dire, particolarmente gravi, penso in particolar modo ai progetti di finanza, penso al fatto, voglio dire, che le realtà da cui nasce erano sottofinanziate, e questo, voglio dire, costituisce un limite che ci portiamo dietro, quale che sia il modello di organizzazione che noi poniamo in essere. Su questo chiederei agli ospiti un rapido giro di opinioni. Partiamo da Daniele. Ma molto velocemente,
È chiaro che questa emergenza adesso chiama in causa le forze politiche sulle scelte da fare rispetto al nostro sistema di salute e ai nostri bisogni di salute. Noi abbiamo, come giustamente diceva Paolo prima, fatto scelte fondamentalmente in passato molto spesso fondate purtroppo sui tagli, la riduzione dei posti letto è una di questi, ma la riduzione dei finanziamenti, nella logica in cui comunque quelle riduzioni dovessero essere compensate da una strutturazione di un sistema territoriale di presa in carico delle persone. Sistema della rete territoriale della presa in carico che in gran parte non si è sviluppato. Io dico in gran parte perché per alcuni aspetti il Comune di Venezia ha ancora una rete di servizi sociali, in questo caso, che si appoggiano a quelli sanitari forte, rete non costruita da questa giunta, ma da quelle precedenti che evidentemente non hanno lasciato debiti, ma hanno lasciato servizi sociosanitari di qualità, a differenza di altri territori, e che però, se non è ripensata, potenziata, se non ragiona del fatto che c'è un innalzamento fortunatamente dell'aspettativa di vita, che le persone vivono di più e quindi hanno bisogno di maggiore attenzione, maggiore cura, maggiore, diciamo, presa in carico delle loro problematiche, anche ovviamente quelle croniche, è chiaro che è una rete che va in sofferenza perché era pensata anche su un sistema ospedaliero che invece aveva un numero di posti letto molto più elevato, al pari di quelli che mantengono oggi ancora altri paesi europei. Quindi io credo che, ad esempio, rispetto a questa emergenza, la costruzione delle unità speciali di continuità assistenziale debbano essere uno strumento da tenere in piedi, da rafforzare, da costruire, da organizzare in modo profondo nella sinergia, ad esempio, con i distretti, con il territorio, con i medici di medicina generale, perché può essere uno strumento che è nato purtroppo dalla spinta dell'emergenza, potrebbe consolidare una presa in carico delle persone nel territorio che sino ad oggi non siamo riusciti a fare, sapendo che in tutto questo chiaramente purtroppo pesa le gravi carenze di personale che noi abbiamo. La scelta di mantenere negli anni 90, ma poi anche successivamente negli anni 2000, in particolar modo il numero chiuso alla facoltà di medicina, ma più in generale una chiusura nell'accesso alle professioni sanitarie, soprattutto per i medici, sta determinando una carenza di personale gravissima. Noi abbiamo all'interno dell'ULSS Serenissima circa la metà dei medici in servizio che hanno più di 50 anni. Parliamo di uomini e donne che devono fare turni di notte, turni anche di 12 ore, cioè un carico di lavoro importante su persone che non sono più giovani, e il tasso di sostituzione di queste persone non c'è. Quindi in tutto questo quadro noi dobbiamo anche tenere conto che abbiamo necessariamente bisogno, e mi pare che il ministro Speranza su questo sia fortunatamente molto attento, abbiamo bisogno di un investimento forte rispetto alla possibilità di rafforzare il numero di personale nelle nostre strutture, senza fare fuga in avanti, come ha fatto in parte la Regione Veneto mandando gli specializzandi in corsia, perché i percorsi di formazione vanno costruiti in modo adeguato per fare in modo che quel passaggio di competenze, giovani e anziani, ma anche quei percorsi formativi necessari che solo l'università insieme alla pratica ospedaliera possono offrire, siano governati dentro un quadro nazionale. Noi non possiamo pensare nemmeno, e lo dico in modo critico in questo caso da entrambi i lati, né che usciamo con una nuova centralizzazione totale del sistema sanitario, ma nemmeno che a questo punto cediamo alle forme di autonomie più spinte in cui si salva chi ha maggiori risorse o ha, diciamo così, organizzato bene la rete, anche perché le forme, non lo dico ovviamente dosando le parole, ma le forme di autonomia già in questa gestione dell'emergenza ci hanno dimostrato che il caso della Lombardia ha avuto dei pesanti fallimenti nell'autonomia gestionale di quel sistema sanitario. Allora uno degli altri temi sarà quale equilibrio nuovo troviamo tra il centro e le regioni, ma anche i comuni, perché anche essi dovranno essere in una nuova fase, secondo me, chiamati dentro una discussione più profonda nella gestione dei sistemi sociosanitari, in un riequilibrio dei livelli istituzionali che non può più essere, dal mio punto di vista, rimandato. Grazie Daniele. Paolo?
Ma io ricordo sì, su tutto quello che ha detto Daniele Giordano. Purtroppo diciamo che questo Covid, questo virus ha smascherato, ha messo in evidenza tutta diciamo, l'errore strategico che è stato fatto inconsapevolmente, insomma, anche senza se diciamo quelle pandemie per fortuna abortite precocemente in Asia, tipo la SARS e la MERS, che è localizzata più che altro in Arabia Saudita, avrebbero dovuto far drizzare un po' le orecchie alle nostre autorità sanitarie nazionali, soprattutto le europee anche. Ricordo che nel 2015, insomma, penso che sappiano che Bill Gates fece una conferenza, una TED Conference, in cui prefigurò quello che è successo oggi. Insomma, se forse quello che aveva suggerito Bill Gates fosse stato ascoltato con più attenzione, forse oggi la situazione sarebbe diversa. Oppure anche quei messaggi che avevamo anche noi con quella H5N1 parecchi anni fa, la quale anche era stato dall'OMS, poi anche a livello nazionale, elaborato un piano di contrasto alla pandemia, che poi però dopo è stato lasciato, sì, non è stato più, diciamo, implementato nel tempo, e poi ci siamo trovati appunto senza mezzi per affrontare la situazione oggi. Riprendo, ecco, l'importanza del territorio, insomma, quello che sta dimostrando la Covid, la pandemia Covid, e quanto è importante il territorio, e giustamente, insomma, vediamo che questo è stato capito e che nel Veneto, insomma, giustamente ribadisco, sono state instaurate queste unità di continuità assistenziale che si recano a domicilio del paziente e iniziano a trattare il paziente da subito, perché abbiamo visto che all'inizio si veniva detto: se hai sintomi stai a casa, su peggiori chiami. Cosa succedeva? Che quando i pazienti peggioravano ormai non c'era più niente da fare, visto che invece intervenendo subito con virali si inibisce la replicazione virale e si riesce a bloccare l'evoluzione infausta della malattia. Quindi è cruciale il territorio. Oltre che poi il territorio è cruciale soprattutto a livello di prevenzione. Il territorio era la novità, la grande bandiera della riforma del Servizio Sanitario Nazionale del 1978, l'istituzione di consultori, la medicina preventiva, le nostre unità socio-sanitarie, in cui veniva affrontato il problema sanitario accanto al problema sociale. Tutte cose che col tempo sono state abbandonate, sono state lasciate andare per i tagli, per i problemi finanziari del paese, per una visione diversa. Scusate. Per una visione, diciamo, dell'assistenza sanitaria diversa, che però, diciamo, la storia e gli eventi ultimi hanno dimostrato che non è stata proveggente. Si dovrà rimediare di corsa, perché il nemico è alle porte, anzi è già entrato in casa e sta facendo dei danni gravissimi, danni ingenti al paese. Ecco. Grazie Paolo. Lucia? Sì, concordo con quello che è stato detto. La sanità è italiana, avevamo un sistema sanitario potente, dobbiamo tornare a quello. Cioè, la salute è un diritto, e su questo non si discute, ed è un diritto di tutti. Le privatizzazioni si è visto a cosa hanno portato. Insomma, la Lombardia è l'esempio più tragico di cosa è accaduto. La privatizzazione per cui le strutture non sono state in grado, e anche degli errori che abbiamo visto, perché non chiudere tutto, dalle partite di calcio alle attività commerciali eccetera, ha permesso di dilagare.
Quindi certo delle direttive giuste e sanitarie, dopodiché il nostro territorio ha tanti altri problemi per quanto riguarda i bambini, ma questo esula. Ci sono tante, il territorio non è solo sanità, il territorio è anche servizi del comune che c'erano e non ci sono più e che garantivano all'infanzia sì, delle prospettive migliori. Insomma. Questi sono discorsi che esulano un po' dalla stretta cosa sanitaria. Grazie, era sul nostro Facebook era stata pubblicata un'altra sollecitazione, magari chiederei un passaggio veramente rapido perché siamo verso la fine, ma era effettivamente un tema che lì si citava la casa di riposo di Fiesso d'Arco, ma oggettivamente le case di riposo sono state uno dei punti più delicati da reggere e da tenere in queste settimane, quindi al netto esistono anche delle situazioni di indagine, voglio dire, su cui oggettivamente è appunto una competenza di indagine che va portata fino in fondo, ma penso che il compito della politica debba essere anche provare a rimettere mano nel modello organizzativo di strutture fondamentalmente, provando a tenere di più appunto il rapporto con la medicina, provando a salvaguardare operatori e ospiti con protocolli molto più sicuri, provando anche probabilmente a saldare il rapporto con la medicina di base, ma anche quelle strutture. Se vuoi fare un piccolo passaggio, perché abbiamo effettivamente visto che i dati ce lo dicevano, alcune statistiche che venivano fuori anche oggi, secondo cui il 50% del totale di coloro che purtroppo sono mancati erano ospiti delle strutture residenziali. Questo è un motivo davvero di riflessione e anche di impegno per una costruzione di un modello in questo caso. Rispetto a quest'ultima sollecitazione, ma velocemente, allora, le residenze per anziani, le IPA più in generale, hanno, a mio avviso, in parte pagato di più. Poi quello che diceva Gabriele è vero se lo fotografiamo sul territorio nazionale. Sul territorio dell'ULSS 3 noi abbiamo 3 casi, sostanzialmente 3-4 casi: Chioggia, Fiesso, Marghera e Mira, che sono le 4, diciamo, che hanno avuto un numero importante di ospiti positivi. E la cosa da dire principalmente è che queste strutture erano quelle meno preparate, ovviamente, per gestire un'emergenza sanitaria, ma anche perché le stesse strutture non sono pensate per gestire un'emergenza sanitaria. Cioè, isolare i pazienti Covid, se non c'è stata una gestione del rischio adeguata e precedente alla fase più critica dell'emergenza, chiaramente comportava delle complicazioni. Nella prima fase è bene ricordarci, anche qua non per far polemica ma per cronaca, che qualcuno suggeriva alle case di riposo, per non fare allarmismo, di non far circolare gli operatori con le mascherine. Cioè, c'è stata, specialmente in queste strutture, una sottovalutazione di quello che stava avvenendo. Ma perché? Perché non sono strutture sanitarie, seppur spesso e volentieri, avendo ospiti non autosufficienti, svolgono anche attività di assistenza sanitaria, ma non sono state adeguatamente indirizzate dalla regione e dalle ULSS. Ripeto, su queste strutture non c'è stato quel monitoraggio che, rispetto alla sollecitazione sul ruolo dei sindaci, forse sì, in questo caso i sindaci dovevano rivendicare nei confronti dell'ULSS e nei confronti della regione, cioè una vera e propria regia rispetto a percorsi cosiddetti puliti per
la gestione degli ospiti negativi per la loro salvaguardia e percorsi dedicati e soprattutto stanze e aree dedicate a quelli che erano gli ospiti Covid. Poi sappiamo anche che parliamo di un'utenza molto fragile, che ovviamente è più esposta al rischio delle conseguenze gravi di questo virus ed era anche probabilmente difficile spostarla, perché una delle ipotesi che era anche circolata in una fase dell'emergenza era quella di provare a replicare il modello ospedaliero, cioè con un ospedale Covid, anche un'unificazione in alcune strutture di quelli che erano i casi più critici, cosa difficilmente praticabile rispetto a una popolazione anziana che fa fatica a spostarsi. A questo aggiungiamoci che molti di loro non vedono o non sentono o vedono solo a distanza i familiari da ormai più di un mese, perché giustamente le visite sono state chiuse, quindi da questo punto di vista sono strutture che hanno vissuto questa grande sofferenza in gran parte anche perché abbandonate a loro stesse senza le competenze per gestire un'emergenza di questo tipo. Lo dicevo all'inizio e finisco, il tema dei dispositivi di protezione essenziale nella gestione della crisi, nella prima fase iniziale la Regione non se ne è fatta carico, ma ha scaricato questa responsabilità sulle IPAB e sulle residenze per anziani, che ovviamente a seconda delle dimensioni, a seconda della capacità e a seconda del sostegno dei sindaci che hanno trovato, sono riuscite a meno a reperirne in quantità e in qualità. Questo la dice lunga sul fatto che qualcuno non le ha considerate parte integrante del nostro sistema sociosanitario, quando invece sono non solo una parte importantissima, ma su cui la Regione esercita anche una responsabilità, perché parliamo di strutture pubbliche o di strutture accreditate, quindi che ricevono anche finanziamenti pubblici e su cui la Regione aveva una responsabilità importantissima di monitorare. Finisco davvero, sono quelle che rischiano, come dicevo all'inizio, rispetto alla loro tenuta la fase 2, perché i costi aggiuntivi di questa emergenza pesano in maniera devastante nei bilanci di queste strutture, che già soffrono il fatto che la Regione Veneto è l'ultima regione in Italia che ancora non ha fatto la riforma e ancora sta scaricando maggiori oneri sulle strutture pubbliche rispetto a quelle private. Quindi da questo punto di vista io penso che quando si aprirà la discussione sulle prossime elezioni regionali sui temi fondamentali, quale strutture sociosanitarie e quale riforma delle IPAB veramente si consegna alla prossima legislatura sarà un tema che credo la sinistra progressista e ambientalista dovrà assolutamente, come fatto già in queste settimane in Consiglio regionale da Piero Ruzzante, continuare a sollecitare e a presentare una propria idea per sfidare Zaia su un terreno dove è palesemente mancante. Grazie. Anche Paolo e Lucia hanno sollecitazioni in questo e anche da professionisti, voglio dire, della invece anche una considerazione sul ruolo che potrebbero giocare la politica, in particolar modo i sindaci del territorio su queste vicende. Credo, mi pare che il sindaco abbia istituzionalmente sia il responsabile, diciamo, della salute dei propri cittadini, così mi pare fosse, adesso non conosco bene le leggi, insomma, mi pare che la famosa riforma sanitaria del 1978 attribuisce al sindaco, insomma, questo ruolo, che è un ruolo molto gravoso. Penso che, diciamo, come ricordava appunto Daniele Giordano prima, io mi ricordo, insomma, perché ho una certa età, il comune di Venezia era visto all'interno della Regione Veneto, ma anche a livello nazionale, era visto, vuol dire, come una certa, io che ho vissuto, insomma, dico, nell'ambiente sanitario, ho avuto spesso a che fare anche con operatori di servizi delle province vicine, di Padova, insomma. Mi ricordo, per esempio, c'è stato un periodo in cui ho dovuto occuparmi dei profughi dalla guerra della Jugoslavia, e quindi abbiamo avuto contatti con parecchi operatori della regione,
Padova, di Vicenza, eccetera. E mi ricordo che il comune di Venezia, insomma, era visto un po' come un parametro da emulare e seguire, ecco, perché aveva sviluppato una propria rete di assistenza territoriale che veniva seguita a livello. Io spero che sia possibile ritornare a quei tempi, ecco. Io penso che sarebbe un gran bene per la nostra città e per poter tornare ad avere dei servizi territoriali diffusi. C'è un grande disagio all'interno della società. Io vedo, come pediatra, per esempio, non vorrei usare una parola troppo forte, ma quasi l'abbandono delle famiglie che si trovano, che si confrontano con il disagio psichico o con l'handicap, con la disabilità. Non trovano quasi più un supporto a livello territoriale per accudire i loro bambini. Abbiamo così questo problema emergente dell'autismo, ecco, che effettivamente sta aumentando, quale sia la causa, ma è un dato di fatto, e questo pone delle famiglie di fronte a delle situazioni veramente insostenibili, di grande difficoltà. E quindi, ecco, sarebbe auspicabile che a livello di comune, di amministrazione, ecco, ci si ponesse questo problema, perché è un problema molto sentito, molto forte, molto grave. Grazie. Lucia? No, Lucia. Lucia, il microfono. Hai disattivato il microfono. Adesso l'ho attivato. Attivato. Sì? Okay. Sì. Allora, intanto appunto l'autismo c'entrerà che si fa diagnosi meglio, eccetera, però gli studi ormai mondiali dicono che l'inquinamento c'entra perché colpisce il neurosviluppo. Comunque questo è un discorso a parte da tenere però presente. E mi ricollego, allora c'è la casa di riposo, insomma, per gli anziani, ci devono essere le strutture per i bambini e prima dicevo non è solo un problema sanitario, appunto nel comune c'erano delle strutture, dei servizi, centro prima infanzia, centri età evolutivi, che sono stati progressivamente impoveriti e smantellati, e operatori fantastici che non possiamo più, e io come pediatra ho visto anno dopo anno che tante strutture a cui potevo fare riferimento per aiutare le famiglie non ci sono state più. Insomma. Quindi anch'io auspico fortemente che si reinvesta in queste cose, come anche, allora, se vogliamo dirla tutte, nelle strutture che proteggono le donne, perché anche qui avevamo delle risorse che sono state impoverite. Quindi, grazie anche a Lucia, la nostra ora è trascorsa. Io ringrazio Lucia Gagnano, Regina, Daniele Giordano per aver condiviso con noi questo spazio, che le indicazioni che sono emerse questa sera, grazie ai loro interventi, ma grazie anche a quanto sulla nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Venezia Progressista è stato pubblicato, faranno parte, voglio dire, della nostra proposta di governo per questa città e di alternativa reale, per fare esattamente le cose che Lucia e Paolo ricordavano poco fa, riportare Venezia a quella capacità che ha avuto in passato di essere avanguardia nella costruzione di un profilo avanzato di servizi, per spingere anche su questo l'azienda sanitaria e la regione. Credo che questo sia il compito che tocca a chi, ripeto, come noi, fa del nuovo patto tra ambiente, lavoro e salute il cardine di una proposta di governo che amministrativa.
Grazie a tutti. Concludo dicendo, ringrazio tutti coloro che sono stati in visione della nostra pagina Facebook in questa ora, con naturalmente l'invito a rimbalzarla, a moltiplicarla. Questo è stato il primo di una serie di dirette Facebook che noi terremo nelle prossime settimane sui temi concreti della nostra città. Ne stiamo già programmando sui temi del trasporto, della mobilità, che è un'altra grande ambito, un'altra grande ferita che questa pandemia ha recato ai sistemi urbani, soprattutto la possibilità per la gente di spostarsi. Ne faremo naturalmente una sui temi del lavoro ed economico sociali. Concludo dicendo che in queste settimane in cui si è richiamato il ruolo della sanità, molte volte si è tornati a quell'articolo 32 della Costituzione, che ricorda che la salute è diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. Ma ripeto, è l'articolo 32 della Costituzione repubblicana e antifascista. Noi domani festeggiamo il 25 aprile, non potremo festeggiare come siamo solito nelle piazze, non potremo festeggiarla con le tante persone, voglio dire, soprattutto i partigiani che sono ancora insieme a noi, ma potremo farlo come suggerisce l'ANPI alle ore 15, cantando tutti insieme Bella Ciao dalle nostre finestre, dalle nostre terrazze, e mostrando la nostra bandiera, la bandiera italiana, la bandiera riconquistata dai partigiani della lotta al fascismo. Un assessore regionale qualche giorno fa ha detto che non capiva perché un partigiano dovesse essere domani insieme alle istituzioni a salutare il 25 aprile. Quale codice Ateco ha l'ANPI? L'ANPI non ha bisogno di codice Ateco, l'antifascismo non ha bisogno di alcun codice morale e dell'umanità che sta scritto dentro di noi. Grazie ancora per la vostra pazienza e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Venezia Verde e Progressista. Buona serata. Buonasera. Buonasera, grazie a tutti.